Oggi è una giornata importante, i primi moduli della Danieli, grazie alla protezione civile della regione del Friuli Venezia Giulia, sono stati consegnati, sono arrivati ad Amatrice, nelle zone terremotate del centro Italia. Ecco, 40 anni fa la gente chiedeva di riaprire prima le fabbriche, addirittura che riparare le case. Oggi è questa la lezione del Friuli Venezia Giulia? Direi di sì, è un'azione concreta molto importante, aiutiamo le aziende agricole e gli allevatori a non allontanarsi dal luogo dove si trovano purtroppo delle stalle, dei fienili inagibili o anche le case inagibili, e quindi poter accudire gli animali e poter pensare appunto ai propri appezzamenti di terreno sul posto, per non allontanarli e per non rinunciare a queste attività che poi sono l'unico sostentamento di queste zone in gran parte. Quindi è un'attività che facciamo molto volentieri, anche perché abbiamo imparato da lontano, insomma quest'anno sono i 40 anni del terremoto e il cosiddetto modello Friuli parte proprio da questo. Questi moduli sono stati donati dalla Danieli SPA, poi i nostri volontari della Protezione Civile, a cui va davvero un grandissimo grazie, li hanno sistemati, smontati e con il contributo di Coldiretti vengono trasportati qui e qui rimontati. È un'attività, ripeto, molto concreta ma anche estremamente utile. Credo che sia un po' la lezione di quel modello a cui spesso ci richiamiamo. Presidente, il campo del Friuli Venezia Giulia, abbiamo visto stamattina, ospitate famiglie, un grande sforzo che sta dando però dei risultati in termini umani impagabili. Direi proprio di sì, il collegamento, l'affetto, anche devo dire la collaborazione e cooperazione con le popolazioni del luogo ormai insieme ai nostri volontari del Venezia Giulia, ai nostri tecnici è totale. Credo che si sia creata veramente una condizione nell'emergenza e anche nella calamità di unione in qualche modo, di coesione, come è stato anche per noi quando con una forte solidarietà da tutto il mondo vennero ad aiutarci. Noi abbiamo fatto la stessa azione, siamo stati tra i primi e devo dire che questa popolazione ci è estremamente riconoscente. Assessore, in una terra dove l'agricoltura si può dire sia la prima fonte produttiva per questa popolazione, il Friuli Venezia Giulia oggi dà un segnale concreto di aiuto. Ecco, la lezione del Friuli Venezia Giulia è quella di ripartire prima dal lavoro? La scelta è proprio questa, noi abbiamo ormai nel nostro DNA questa scelta fatta nel 1976, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. In un territorio come questo l'aspetto agricolo è fortemente da un lato identitario, ma è anche probabilmente il primo settore da cui si può ripartire. Quindi la nostra scelta è proprio quella di aiutare la ripartenza economica e anche e soprattutto di far mantenere gli imprenditori agricoli nel loro territorio, vicini ai loro animali in questo caso, perché qui parliamo spesso di allevamento, e ovviamente quindi permettergli di, dove sono inagibili le loro strutture, di rimanere vicino alle loro esigenze imprenditoriali e, ripeto, anche al loro territorio, mantenendo quel senso di comunità che credo sia uno degli esempi e degli insegnamenti che il Friuli ci ha dato nel 1976.